Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo come sempre i collegamenti con i nostri giornalisti, con le nostre redazioni per capire che aria attira in Veneto in questi giorni in cui ci si avvicina a grandi passi alla data dell'avvio dell'obbligatorietà della Green Pass nei luoghi di lavoro, ed è un po' il tema che in modo un po' sotterraneo sta agitando questa regione. Sono tantissime le persone che si rivolgono alle farmacie per prenotare tamponi, sono tantissime le persone che si rivolgono alla sanità regionale per prenotare il vaccino e questo vuol dire che c'è voglia di tornare comunque alla normalità. Poi vedremo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto e quelli che ci arrivano anche dalla campagna vaccinale del Veneto per capire dove stiamo andando. Effettivamente ci sono delle prospettive decisamente interessanti, ma di questo parliamo poi perché come sempre nel nostro Focus TG trova spazio la cronaca, l'attualità di quello che accade in Veneto. Vi ricordiamo che come tutti i giorni siamo in diretta fino alle 13:30, quindi abbiamo più di un'ora e mezzo da stare assieme per raccontarvi, spiegarvi, farvi vedere anche soprattutto tutte le ultime novità. Fra le novità c'è che questa notte il Veneto è stato colpito da una scossa di terremoto, anzi più scosse di terremoto, di cui due sentite distintamente dalla popolazione, una di magnitudo 3,6, una di magnitudo 3,7, sono state registrate in rapida sequenza poco dopo le 2:45, poco prima delle 3 di questa notte, in provincia di Treviso. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i due terremoti hanno avuto un ipocentro a circa 10 km di profondità, quindi sono ritenuti non troppo profondi. Presso Miane, nella Trevigiano, appunto, le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose. Ovviamente la notizia delle scosse si è diffusa anche e soprattutto grazie ai social, ma non risultano qualche chiamata ovviamente alle forze dell'ordine, ma non risultano, a parte tanta paura, feriti o danni a cose o persone. E naturalmente poi sentiremo anche i colleghi della redazione di Treviso se hanno novità su questo argomento. Non ci pare di vedere, poi lo guardiamo assieme, anzi lo guardiamo subito assieme, se l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha una lista degli ultimi terremoti, proprio delle ultime situazioni, allora vediamo, effettivamente questo lo possiamo vedere. C'è stata poi una scossa di 2,5 che non è fortissima, però insomma non è neanche da nulla, alle 6:26, quindi questa mattina a Valdobbiadene. Ce n'è stata un'altra alle 3:32 a Valdobbiadene, sempre di 2,7. Segusino, potete vedere qui i vari, questa è una sorta di sequenza, una sorta di piccolo sciame sismico che va a colpire soprattutto la zona di Miane, Segusino, Valdobbiadene, e non ci risultano altri terremoti dopo le 6:30, 7 di questa mattina, quindi per il momento non ci sono altre notizie su questo argomento. Però ieri c'è stato un grosso terremoto in Grecia, possiamo vedere. Questa è la pagina ufficiale dell'INGV, quindi sono tutti i dati validati, tutti i dati ufficiali. Cercheremo di capire poi se si tratta di uno sciame sismico che possa dar da pensare, oppure se un normale. Sappiamo che tutta Italia è zona decisamente sismica, più o meno pericolosa. Sappiamo che parte della pianura padana con i suoi sedimenti è ritenuta al sicuro, altre zone, quelle un po' più vicino alle montagne, invece non così tanto sicure, però ne parliamo poi. Allora, iniziamo il nostro giro di cronaca con un'importante operazione della Guardia di Finanza che ha pescato delle persone che truffavano le aziende, immaginate, durante il lockdown. Ecco il servizio.
Una truffa messa in piedi in piena emergenza sanitaria durante il primo lockdown, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Este, che ha smantellato un'associazione a delinquere che attraverso aziende rigenerate acquistavano prodotti in stock da ditte in tutta Italia senza mai pagare. L'operazione, denominata Zona Rossa, prende il nome dal fatto che gli indagati, per giustificare il ritardo nei pagamenti, adducevano come scusa il fatto che il vicino comune di Vo si trovava in zona rossa. 13 le persone indagate, di cui 3 sottoposte a misure cautelari. In carcere il promotore dell'associazione, William Alfonso Cerbo, un catanese che aveva legami con il clan dei Mazzei di Cosa Nostra e che risultava indigente ma viveva in un appartamento di lusso a Milano che ricordava la villa di Tony Montana, protagonista del film cult Scarface. Le basi logistiche però erano state individuate nel Padovano, in alcuni capannoni nelle zone industriali di Sant'Elena e Carmignano di Brenta, dove inizialmente era stipata la merce comprata senza pagare. Il meccanismo della truffa era articolato grazie a 2 professionisti compiacenti, un ragioniere di Albignase e un commercialista catanese. Venivano utilizzate 24 aziende i cui bilanci venivano falsati per farle risultare in salute e solvibili. Poi, dopo l'acquisto, nessuno pagava e così le ditte raggirate si ritrovavano con fatture emesse e nessun incasso. Hanno sicuramente approfittato della situazione, soprattutto perché era anche più difficile spostarsi e quindi i vari soggetti che sono stati vittima della truffa non hanno potuto poi sostanzialmente anche fisicamente fare i sopralluoghi che probabilmente erano necessari per accertare anche quella che era la capacità operativa di queste imprese che facevano capo al sodalizio criminale. 60 le aziende truffate in tutta Italia, dalla Calabria al Trentino Alto Adige. Una di queste, un'azienda siciliana che vendeva arance, è stata costretta a chiudere dopo aver subito la truffa. Imprese che erano anche di piccole dimensioni si sono anche viste in alcuni casi raddoppiare, se non aumentare il fatturato di 1/3, e quindi di conseguenza, visto che il fatturato superava la soglia per poter beneficiare dei contributi che sono stati stanziati dal governo per il rilancio dell'economia, non hanno poi avuto la possibilità di accedere agli stessi contributi. L'associazione criminale acquistava di tutto, dagli alimenti ai beni elettronici. L'ultimo acquisto, erba sintetica per campetti da calcio, un bottino che supera il 1.400.000 euro. Nell'ultimo periodo la merce dai capannoni padovani era stata trasferita a Cellatica, nel bresciano. Ai domiciliari anche il factotum padovano che si occupava dello stoccaggio della merce, obbligo di firma per il principale buyer, un 49enne di Monselice. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in provincia di Vicenza, dove c'è stato l'ennesimo incidente sul lavoro, l'ennesimo infortunio sul lavoro di questo 2021, davvero da dimenticare sotto questo profilo. Un 58enne elettricista cade da 4 metri d'altezza, è ricoverato in gravi condizioni, almeno queste sono le ultime informazioni che abbiamo. Poi la nostra redazione di Vicenza ci dirà se le condizioni sono ancora stabili. Ma intanto vediamo il servizio. Schio, grave incidente sul lavoro. 58enne titolare di una ditta di impianti elettrici di San Vito di Leguzzano è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'uomo stava lavorando nel cantiere per la ristrutturazione degli uffici della ditta Officina SRL. Secondo quanto ricostruito dagli ispettori dello Spisel e dai carabinieri intervenuti sul posto, il 58enne stava passando i cavi elettrici attraverso una canaletta quando, per causa in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo dal trabattello, un volo di circa 4 metri. A dare l'allarme i lavoratori dell'azienda. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, da cui il trasporto all'ospedale di Vicenza. Come dicevamo, avremo altre informazioni poi dalla nostra redazione vicentina. Ci arriva adesso vediamo una comunicazione proprio in diretta dai carabinieri di Montecchio Maggiore che qualche sera fa, a seguito di un intervento in un noto supermercato della zona, hanno tratto in arresto per tentata rapina un giovane del 1995. Aveva danneggiato l'etichetta anti-taccheggio di una bottiglia di whisky e aveva nascosto la bottiglia, questo ragazzo, all'interno dei pantaloni, cercando di oltrepassare la cassa senza pagare. È stato però fermato da un addetto alla vigilanza, che poi il ragazzo ha aggredito cercando di guadagnarsi la fuga. In quel momento, proprio tecnicamente, si è passati da furto a
tentata rapina o rapina impropria, e sono intervenuti gli altri addetti alla vigilanza. I militari del comando locale l'hanno tratto in arresto. La merce, una bottiglia di whisky, è stata recuperata e restituita. È stato sottoposto a rito direttissimo, l'obbligo di dimora per lui e di firma per il prossimo futuro. Quindi abbiamo anche queste notizie nella nostra parte nella nostra pagina di cronaca, che continua dopo la pubblicità, perché ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi però state con noi, perché torniamo tra pochissimo e anche oggi siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nel bel mezzo della pagina della cronaca e abbiamo un'altra notizia drammatica, perché Emanuele Impellizzeri, che il 5 settembre scorso nel Veronese aveva ucciso Chiara Ugolini, vi ricorderete della vicenda, si è tolto la vita in carcere. Il corpo è stato trovato alle 5:30 del mattino, impiccato nella sua cella, a poche ore dall'interrogatorio. Lui, che davanti ai giudici si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere, ha scelto l'ultimo silenzio. Emanuele Impellizzeri si è tolto la vita 22 giorni dopo averla strappata a Chiara Ugolini, un delitto che aveva sconvolto non solo Calmasino di Bardolino, luogo della tragedia, ma tutto il Veneto, colpito dall'ennesimo femminicidio in poche settimane. Il 38enne di origini catanesi era stato trasferito negli ultimi giorni al carcere di Montorio dopo essere stato in cella nella casa circondariale di Sollicciano nel Fiorentino. Perché in Toscana era finita la fuga il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole, scappato in moto subito dopo aver ucciso la povera Chiara. L'assassino si era introdotto nell'abitazione della ragazza da una delle finestre di servizio della scala del condominio che dava accesso all'appartamento della 27enne. Colpita più volte da Impellizzeri, che nella sua furia aveva utilizzato anche uno straccio imbevuto di detersivo Stura Lavandini ficcato in bocca alla sua vittima. Movente? Non ancora chiaro, forse una vendetta abnorme nei confronti della ragazza che tempo addietro aveva difeso la compagna di Impellizzeri durante una furiosa lite tra i due. Dopo il brutale omicidio aveva confessato quanto fatto proprio alla compagna e poi la fuga. Da allora il silenzio, mentre a Fumane una comunità intera si era stretta attorno alla famiglia di Chiara nel giorno dello straziante addio alla 27enne. Ora l'ultimo tassello di una tragedia destinata a lasciare ferite ancora a lungo. Non si placa l'eco di questa ondata di omicidi, di tragedie che molto spesso hanno origine in famiglia. Ricordiamo nel Veneto ce ne sono stati davvero troppi nelle ultime settimane, e anche da questo punto di vista il 2021 è un anno di certo non da incorniciare. Ieri si sono svolti i funerali di Doriana Cerqueni, l'imprenditrice, vi ricorderete, uccisa 10 giorni fa dall'anziano padre. Stelio. Tanta gente, tante rose bianche e rosse come sullo sfondo della foto ritratto. Le campane che prima suonano a lutto e poi all'ingresso del feretro in chiesa cantano a festa. Alcuni dettagli del funerale di Doriana Cerqueni, l'imprenditrice di 60 anni, molto conosciuta a Rubano e che faceva parte di una famiglia numerosa che ha dovuto darle, prima del tempo, l'ultimo saluto. Ha celebrato il funerale il parroco di Rubano, don Danilo Miotto. Nella chiesa rubanese, tra l'incredulità di figli e parenti, presente anche la sindaca Sabrina Doni. In molti hanno voluto partecipare a un rito funebre giunto alla fine di una storia durata decenni di odio di un padre per sua figlia, sfociata il 17 settembre in una strage incredibile. Questa è una vicenda invece che si è risolta, è una parola grossa, però che si è conclusa almeno temporaneamente in modo positivo, perché c'era una donna nel Bassanese che era stata rinchiusa, era stata reclusa in casa dal compagno, è riuscita a scappare da una finestra, a rifugiarsi in una pizzeria. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, però c'è da capire che cosa accadrà d'ora in avanti. Intanto vediamo il servizio.
È stata attivata la procedura del codice rosso per una donna residente a Cartigliano riuscita a scappare dopo essere stata rinchiusa dal compagno in una stanza della casa che i due dividevano. La donna, dopo ore di reclusione, è riuscita a uscire da una finestra, è stata notata da alcuni passanti correre per strada inseguita dal compagno, che nel frattempo si era accorto della sua fuga. Sotto shock lei si è rifugiata in una pizzeria da sport e qui è stato chiamato il 113. Agli agenti un racconto agghiacciante di continui litigi e violenza verbale, culminata con la segregazione in casa. Ora è fondamentale, necessario che la donna denunci il suo aguzzino per evitare che la situazione degeneri, come purtroppo la cronaca ci ha riportato in tante, troppe occasioni. Cambiamo argomento, anche se restiamo nella pagina della cronaca, e andiamo a Vicenza a vedere quella che è una situazione purtroppo molto diffusa nel capoluogo iberico, che sappiamo avere fra i suoi mali più grandi. Ci dispiacerebbe definirlo endemico, ma in alcune situazioni si è rivelato tale, quello dello spaccio di droga, localizzato soprattutto a Campomarzo. Si sa che Vicenza è uno dei poli più importanti per questo genere di situazioni. La vicinanza di questo enorme spazio con la stazione dei treni comporta spostamenti da parte di persone che vanno alla ricerca di droga. Naturalmente la presenza di spacciatori ne è stato pizzicato uno proprio a Campomarzo. Sorpreso a spacciare cocaina a Campomarzo, è stato fermato e perquisito dagli agenti della locale e trovato con addosso 1.350 euro, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Il 26enne, durante un controllo antidroga del nucleo operativo speciale delle pattuglie antidegrado, è stato notato mentre avvicinava un uomo. Tra i due, dopo un breve colloquio, c'è stato uno scambio. Gli agenti hanno quindi fermato l'acquirente, che ha consegnato una dose di cocaina riferendo di averla appena acquistata. Di qui il fermo del pusher, che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre a Vicenza, sempre di droga si parla. Un altro pusher che però oltretutto era anche irregolare è stato fermato e vedrete come andrà a finire. Pizzicato con la droga da una volante della polizia, 23enne gambiano irregolare portato al CIE di Torino. Gli agenti della questura di Vicenza, durante un controllo in Viale Verona all'1:40 di notte, intercettano due giovani, il gambiano e un altro ragazzo italiano. Lo scambio soldi, dose, però è già avvenuto. Gli agenti controllano comunque il 23enne, che risulta irregolare sul nostro territorio, con già all'attivo un ordine del questore, oltre 12,50 grammi di marijuana. Il ragazzo gambiano è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e successivamente trasferito al centro di Torino. Restiamo nella cronaca, ma vediamo una vicenda davvero molto particolare, perché in un'osteria una persona ha dato in escandescenze e si è messa a gridare al grido di vaccinatevi. Se l'è presa anche con un pensionato che ha preso a schiaffi. Non si sa ancora benissimo, non si conoscono benissimo i contorni della vicenda, ma noi intanto abbiamo un primo servizio della nostra redazione trevigiana. Vediamolo assieme. Le 20:30 di ieri sera, Alessandro Dalbò e Monica Favaro, marito e moglie, titolari dell'antica osteria Pozzi di Falzà di Piave, si preparavano a chiudere. Improvvisamente un cliente, un 45enne della zona, è entrato urlando come una furia. Comincia a urlare: comunisti, vi siete vaccinati, vaccinatevi, comunisti schifosi. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? No, ero al bar, cosa vuoi? E un anziano che era sopra là che mangiava, no? Che ormai fa parte dell'arredamento per una famiglia né niente, sentite, cosa vuoi? Ma è andato su, gli ha dato uno schiaffone in faccia, io sono corso su, l'ho preso e l'ho buttato fuori, no? All'esterno due amici del ristoratore hanno invano cercato di trattenerlo. Calci alla porta, la lavagnetta in frantumi. Rientrato, l'uomo ha preso a pugni la vetrinetta del bancone, danneggiandola, quindi ha lanciato un vaso rischiando di colpire Monica. Qui nel locale sul tema Green Pass si fa dell'ironia. Il titolare aveva protestato la scorsa primavera per essere stato multato per aver offerto un bicchiere di vino a 3 clienti quando si poteva solamente vendere per asporto. Le sue posizioni, a volte polemiche contro le restrizioni, potrebbero aver scatenato la reazione di questo soggetto. La cosa che più mi disturba nel fatto di questo Green Pass è che è possibile che se uno è vaccinato e uno no, non ci possa essere un rispetto della volontà di uno se vuole o meno farlo. E questa persona che entra e inizia a litigare per una cosa talmente... è assurdo, secondo me.
non unisce il popolo, ma lo sta dividendo. Voi avete sporto denuncia? Sì, abbiamo fatto denuncia per lesioni, danni, minacce e tutto quello che va dietro. Non se la cavano così com'è. Adesso, prima di andare avanti con la nostra cronaca, cerchiamo di raggiungere telefonicamente Christian Arboit, che si trova nella zona colpita dal terremoto. Ricordiamo, un terremoto che non ha causato né danni né tantomeno feriti, però che ha davvero scosso tutto il territorio. Siamo nell'area di Miane, siamo in provincia di Treviso. Per noi c'è appunto Christian Arboit che si sta un po' occupando di capire quali sono le risposte dei cittadini, delle persone a questo grosso spavento notturno. Sappiamo che sono proseguite poi le scosse comunque non di grandissima entità, parliamo comunque di 2.7, 2.5, che non sono uno scherzo, non sono un saltello sulla sedia, però insomma non hanno fatto danni. Lo sciame sismico è proseguito per tutta la notte, pare essersi interrotto proprio questa mattina. La profondità è sempre più o meno uguale, parliamo di circa 10 km. C'è stata una scossa nell'Adriatico centrale. Queste sono tutte informazioni naturalmente che ci arrivano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che aggiorna, c'è proprio una pagina apposta che aggiorna continuamente in modo proprio perfetto tutti quelli che sono i movimenti, dai più piccoli dal 2.0, che sono davvero anche poco percettibili, fino a quelli più grandi. Vedete quel 6.1 in Grecia segnalato, poi si va, sì, ieri c'era stato qualche sobbalzo anche a Malta, ma parliamo di terremoti avvenuti in mare. Ieri c'era stato qualcosa in Austria. Invece quelli notturni, lo vediamo, sono quelli di questa notte, 2,75, due scosse di 3.4, 3.7, probabilmente una delle due, la prima è stata poi declassata da 3.6 a 3.7. Per questo abbiamo il nostro Christian Arboit che cercheremo di raggiungere nei prossimi minuti. Chiedo alla regia se abbiamo già la possibilità, se no andiamo avanti. Allora, proseguiamo con la nostra informazione. Restiamo in provincia di Treviso, vediamo che cosa sta facendo l'amministrazione comunale, in questo caso di Treviso, per le bande di ragazzi che si spostano nel capoluogo della Marca. Il sindaco Conte convoca un genitore. Intanto sarà mia cura incontrare questo genitore, innanzitutto per spiegare come si stava comportando la propria figlia e poi per chiedere un aiuto, perché l'aiuto parte dalle famiglie, però se le famiglie sono sempre le prime a giustificare anche i comportamenti sbagliati, siamo davvero distanti dalla soluzione. Il genitore, che sabato ha chiamato il comando della polizia locale dopo che la figlia era stata identificata dagli agenti per gli atteggiamenti tenuti durante i controlli per prevenire le mega risse in città, verrà convocato dal sindaco Conte. Solo con il coinvolgimento delle famiglie, secondo il primo cittadino, sarà possibile risolvere il problema, e alle famiglie si rivolge anche il questore di Treviso. Farei anche un appello ai genitori per controllare attentamente, insomma, il sabato pomeriggio, che possibilmente, insomma, i loro figli evitano di concentrarsi, evitano, insomma, di aderire a queste iniziative. Mi rendo conto che non è facile, però insomma sarebbe importante un contributo anche da parte delle famiglie. Ragazzini che via social si chiamano e si radunano a migliaia nei centri storici per provocare o assistere a risse, un fenomeno che accomuna diverse città. Io non credo che siano molto legati al periodo di sofferenza legato alla DAD e ai lockdown, è proprio frutto di una moda bruttissima che sta navigando nei social network e che spinge questi ragazzi a commettere delle gesta che poi potrebbero penalizzarli in futuro in modo davvero pesante. Penso ai colloqui di lavoro piuttosto che alle scelte universitarie. Azioni che rischiano quindi di avere conseguenze serie sul futuro dei ragazzi, ma anche conseguenze economiche sulle famiglie, visto che il comune di Treviso ha intenzione di chiedere i danni anche di immagine.
Questa comunicazione sta danneggiando l'immagine di una città e può essere che qualcuno il sabato decida di non venire in città per far shopping o per visitare i musei, perché appunto ha letto quelle notizie che sono reali, perché documentano degli episodi spiacevoli. Ecco, tutta quella documentazione farà parte di quel danno d'immagine che noi richiederemo alle famiglie di quei ragazzi che purtroppo sono stati beccati ad assumere comportamenti sbagliati e sono stati denunciati. Allora, andiamo adesso dal nostro Christian Arboit, che si trova nella zona interessata da queste scosse, da questo sciame sismico. Siamo in provincia di Treviso. Christian, aggiornaci, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a te e ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo esattamente tra Miane e Combay, dove i residenti questa notte sono stati tirati giù letteralmente dal letto da una forte scossa di terremoto. La prima alle 2.45, la seconda un minuto dopo alle 2.46, rispettivamente di 3.7 e 3.5 gradi sulla scala Richter. Quindi terremoti forti che sono stati avvertiti dalla popolazione, ma la popolazione ha avvertito più nitidamente il boato che ha preceduto questo sciame sismico, come lo hai chiamato giustamente te, un rumore potente, qualcuno lo ha definito addirittura inquietante, un boato quindi che ha anticipato una notte complicata. Fortunatamente, va detto subito Ferdinando, non ci sono stati danni né a persone né a cose, neppure alle strutture più vecchie, quindi casolari e quant'altro. La situazione è stata monitorata fin dall'inizio dal Comune, dalla Protezione Civile, allertata anche la Protezione Civile del Veneto e tutti i tecnici anche del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS di Trieste. Una task force che comunque è in azione anche in queste ore. Nel primo pomeriggio a Miane arriveranno anche degli strumenti per monitorare il fenomeno. Del resto qui ci troviamo in un territorio abbastanza complicato da questo punto di vista, con un livello medio-alto di rischio sismico. Le strutture, soprattutto quelle pubbliche, sono state adeguate nel corso degli ultimi anni, però resta alta l'attenzione. Tra l'altro poco fa ho parlato con Angela Commellere, che è attualmente deputato della Lega, ma è stata sindaco per anni di Miane ed è attualmente assessore, e invita tutta la popolazione a prendere visione del piano di protezione civile che si trova sull'home page del Comune. Il tema dell'informazione e dei piani di evacuazione per terremoto è centrale. Diciamo che questa notte non ce n'è stato il bisogno, ma parlando con tanta gente tutti mi dicono appunto di essere scesi dal letto, chi è sceso in strada, e poi appunto sono rientrati in casa quando la situazione è rientrata, se vogliamo, nella norma. L'ultima scossa si è registrata più o meno alle 6.26, Ferdinando, quindi da allora non ci sono state più scosse nemmeno di lieve entità. Questa mattina lo stesso presidente Zaia si è detto preoccupato per questo genere di fenomeno in questa zona. Bisogna capire, ha detto Zaia, la faglia, come si comporterà la faglia da qui ai prossimi anni. Dobbiamo monitorare quindi il fenomeno. Prevenirlo, ha detto lo stesso Zaia, è difficile, ma possiamo comunque informare adeguatamente la popolazione. Pensa che l'ultimo, lo storico terremoto che si è registrato in quest'area risale al 1695, è stato il terremoto di Asolo, aveva raggiunto una magnitudo di 6.4 sulla scala Richter, una magnitudo del tutto analoga a quella del terremoto del Friuli del 1976. Poi appunto questo a livello storico, diciamo che poi negli anni si sono susseguite diverse scosse, nel 2015 per esempio
esempio sempre 3.7, 3.6 sulla scala Richter e 3.7 anche nel 2011. Quindi tanta paura questa notte, fortunatamente nessun danno e una scossa che è stata avvertita, va detto, anche nel basso Feltrino, non solo qui nell'Alto Trevigiano ma anche nella zona di Quero, Vas, Alano di Piave, tutta Feltre, qualcuno l'ha avvertita anche in Valbelluna, persino a Belluno, dove ti ricordo hanno fatto scalpore, discutere, preoccupato non poco negli anni scorsi i famosi, famigerati boati sul Fadalto. Cristian, allora, intanto mentre tu parlavi noi abbiamo visto la pagina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ti confermo che l'ultima scossa registrata, quindi ti do anche una notizia dovesse servirti per il proseguo della tua attività di questa mattina, è stata appunto quella delle 6:26 di questa mattina. Speriamo di non doverne raccontare altre nel corso della giornata. La pubblicità incombe, quindi noi ti ringraziamo per questo collegamento telefonico. Se ci saranno novità importanti da quella zona dal punto di vista di quello che stai raccogliendo di informazioni sullo sciame sismico che ha colpito il Trevigiano, ma sentito distintamente, come dicevi, anche nel bellunese, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Allora, torniamo in studio e adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi però state con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tante notizie da dare. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Anche oggi tante notizie dal Veneto. Abbiamo appena parlato con il nostro collega Christian Arboit che si sta occupando dello sciame sismico che ha investito questa notte. Per fortuna si è fermato questa mattina la zona di Valdobbiadene e Miane nel Trevigiano. Non si sono registrate più scosse, però abbiamo sentito dalle parole del nostro collega tanta paura, tanta gente in strada, gente buttata giù dal letto. È successo tutto poco prima delle 3 di notte, in un momento in cui le persone stavano dormendo. Non ci sono stati danni, non ci sono stati feriti, però la faccenda ha lasciato qualche agitazione comprensibilmente in tutta la zona. Terremoto che si è udito distintamente anche nel bellunese, nel Feltrino. Quello che accomuna tutte le testimonianze sembra essere un forte, un pauroso boato appena prima della scossa vera e propria, cosa che ha naturalmente aumentato lo spavento per chi si è trovato coinvolto in questo picco dello sciame sismico. Lasciamo da parte per un attimo la faccenda del terremoto, la faccenda sismica e andiamo a Padova perché sappiamo che il centro storico di Padova, prima il Portello, poi le piazze dell'area proprio più centrale della città sono da qualche giorno alle prese con situazioni di degrado, schiamazzi e con l'abbandono di rifiuti davvero importante che viene poi ritrovato al mattino. Vediamo cosa hanno fatto i residenti della zona del centro storico. Dei bonghi e le urla, Piazza dei Signori alle 3 di notte di sabato. Le immagini riprese da un residente dopo l'ennesima chiamata alle forze dell'ordine per chiedere un intervento. Al lato opposto della piazza le auto d'ordinanza sono ferme mentre la folla continua indisturbata a suonare in piena notte. I residenti raccontano così la loro nottata insonne. Nessuno è sceso dalle auto e dopo pochi minuti se ne sono andati senza intervenire. Pertanto noi siamo stati abbandonati a questa gazzarra rumorosissima tutta la notte fino alle 5 senza che nessuno intervenisse. Alle telefonate successive il 113 ha detto che c'era troppa gente, era troppo pericoloso poter intervenire. Esasperati e arrabbiati dalla mancanza di un intervento deciso, i residenti sono anche costretti a fare i conti al mattino con un tappeto di cocci di bottiglia, cassonetti colmi di sporcizia e la scalinata della Gran Guardia lordati in alcuni casi anche dal vomito di chi ha bevuto troppo. Una situazione simile a quella segnalata più volte anche dai residenti del Portello. Per questo Paola Lincetto, sostenuta dai vicini di casa, ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Giordani, al comandante dei vigili, al prefetto e al questore. Chiaramente vogliamo capire quali sono le ragioni per cui siamo stati trattati in questa maniera. In particolare vorrei dire
alla dottoressa Fusiello e al dottor Grassi, che conosco e che continuano a dichiarare che Padova è una città sicura. Come può essere sicura se le forze dell'ordine sostengono di non avere il coraggio di uscire per contenere 200 persone? Sicura in che senso è questa città? Un messaggio chiaro alle istituzioni e anche all'assessore Bonavina, che ha detto di voler tutelare i cittadini ma che non si può ostacolare la ripartenza sociale. La ripresa sociale non viene di certo sostenuta da qualche decina di personaggi che stanno in piedi fino alle 5 della mattina a disturbare chi la mattina dopo va a lavorare e veramente contribuisce alla ripresa sociale. Vorrei dire all'assessore Bonavina, a nome dei miei vicini di casa, anche che siamo stanchi di essere presi in giro. Polemiche durissime quindi dal centro storico di Padova, ce ne stiamo occupando con la nostra redazione padovana, ogni giorno arrivano segnalazioni, naturalmente se anche voi avete segnalazioni potete contattare la nostra redazione, ci sono tutti i riferimenti sui social, sul web, ogni numero è perfettamente rintracciabile. Allora andiamo avanti adesso con un tema che è molto caro a Rete Veneta, quello dei lupi e di quello che sta accadendo in altopiano, nell'altopiano di 7 comuni. L'estate è stata davvero complicata sotto il profilo delle predazioni, però è successo anche dell'altro. È successo che un giovane, un uomo di Gaglio, che era andato a fare una passeggiata in Valbella a pochissime centinaia di metri dal centro abitato coi suoi cani, si è visto sparire sotto il naso una cagnolina, un setter giovane, e il setter è stato sbranato dai lupi e i lupi sono usciti dal bosco per ringhiare contro questa persona che si è salvata. Li ha allontanati, ecco, mettiamola così, con 2 colpi di scacciacani sparati in aria. I lupi se ne sono andati, resta il rammarico per una situazione che rischia davvero di diventare incontrollabile. Abbiamo intervistato questa persona, sentite che cosa ci ha raccontato. Una gita con i cani in Valbella, a 2 passi dal centro di Gaglio, che si trasforma in un incubo. Un incontro ravvicinato con 2 lupi che escono dal bosco dopo aver ucciso e parzialmente divorato una cagnolina. A raccontare tutto questo è Marco Finco, che si è trovato a pochi metri dai selvatici che avevano appena sventrato il suo setter. Primo momento ho pensato di essere su uno dei film di Spielberg, una sensazione tremenda, panico totale, e una cosa che non auguro a nessuno. Sono vivo, per fortuna avevo una scacciacani che probabilmente non so se mi ha salvato, ma per le famiglie, perché deve andare a camminare in quella zona che io vedo solo famiglie e bambini, dico portatevi una scacciacani, perché quello che ho visto io non lo auguro a nessuno. L'incontro ravvicinato con i lupi non è avvenuto nelle pieghe più selvagge dell'altopiano, ma in una zona molto frequentata da residenti e turisti per la sua bellezza e i suoi facili sentieri, accessibili a tutti. Siamo sabato, ore 3, altopiano di Asiago, 2 persone che camminano con figli davanti, un altro con altri 2 cani dietro, in una zona frequentata, il Monte Valbella, non tra le montagne d'Ortigara, ma a poche centinaia, a pochi chilometri dal centro di Gaglio. Marco ama i suoi cani, fanno parte della sua vita, e vedere la sua Xanta uccisa e divorata lo ha gettato nello sconforto. Quando ho trovato il cane, non ti dico, il cane per me sono animali di famiglia, li facciamo vivere non come figli perché sono animali, però li custodiamo, li salvaguardiamo in modo eccezionale. Ti dico, non posso dirti cosa ho provato, ecco, il cane, guarda, era parte della mia vita, ecco. Un'esperienza che diventa un appello per il futuro del turismo dell'altopiano, della sicurezza e della tranquillità dei residenti di questo meraviglioso angolo di Veneto. Il lupo più e più volte è stato visto nel centro di Gaglio. Qui nel centro di Gaglio è stato visto, cioè se continuiamo a farlo avanzare non si può più andare avanti, perché prima o poi scappa il morto. Signori, io mi sono salvato, me li sono trovato a 5 metri, avevo una scacciacani, mi hanno ringhiato e mi sono salvato.
Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi però state con noi perché abbiamo anche già le prime immagini di due predazioni che sono avvenute in altopiano, una proprio nella zona in cui si è verificato l'incontro di Marco Finco con i lupi, di cui abbiamo appena sentito il racconto, un'altra invece poco distante, sempre in altopiano. Quindi con la regia di Fabio Verin facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Avevamo parlato prima della pubblicità della situazione legata alla presenza dei lupi nell'altopiano dei 7 comuni, un appello, un allarme che arriva da qualcuno che si è trovato di fronte a due esemplari, due lupi che gli ringhiavano dal sottobosco dopo aver sbranato uno dei suoi cani. Questa persona, Marco Finco, un giovane di Gaglio, ha sparato 2 colpi in aria con una scacciacani, i lupi se ne sono andati, ma l'appello che abbiamo appena sentito è: fate qualcosa, chi può fare qualcosa lo faccia subito, perché l'altopiano è meta di molte famiglie, di molte persone che amano stare all'aria aperta. Non tutti magari hanno la presenza di spirito di fare quello che ha fatto Marco, ovvero di mettere in fuga i lupi. Non è mai successo niente, non è ancora successo niente, a parte predazioni di animali, purtroppo anche animali domestici e molti capi di bestiame, però insomma la situazione non è delle migliori. Allora, vi avevamo annunciato l'arrivo di un altro servizio sulle predazioni dei lupi, eccolo, ci sono stati 2 animali uccisi, sempre nella stessa zona. Non si è ancora spenta l'eco dell'incontro con i lupi avvenuto a Gaglio e già i selvatici tornano a farsi vivi in altopiano con 2 predazioni. Una manzetta è stata sventrata e parzialmente divorata in Valbella, a poca distanza dal luogo in cui è stata ritrovata la cagnolina di Marco Finco. Anche a Cesuna di Roana i lupi hanno ucciso un capo di bestiame e ora che la stagione dell'alpeggio è finita e arriva il freddo, l'altopiano ha davvero paura. Dai lupi ai cinghiali, perché gli agricoltori padovani non ne possono più di gestire una situazione che a tratti diventa davvero incontrollabile, quella della presenza di selvatici sul territorio. Parliamo dei Colliugani, ma parliamo anche delle campagne del Padovano, danni incalcolabili alle colture, danni anche alla vendemmia, perché sappiamo che i cinghiali sono sono praticamente onnivori e sanno dove trovare l'uva più dolce o il mais più maturo, quello migliore da mangiare, e gli agricoltori sono scesi in piazza con una nuova manifestazione di protesta. Vediamo. Un corteo pacifico di 5 trattori e 80 auto da Ospedaletto e Euganeo, passando per Este fino a Vo, per sensibilizzare le istituzioni sull'ormai cronica emergenza causata da nutrie e cinghiali sui colli euganei e nella bassa padovana. Una manifestazione promossa dalle associazioni CIA e Confagricoltura, che hanno ricordato come la legge che regola la materia è del 1992 e deve essere aggiornata per raggiungere un punto di equilibrio. Capite, 92, 2001, 2021, 2022, 30 anni, le cose sono cambiate, sicuramente bisogna rivederla, quindi è necessaria una corretta gestione di questa fauna selvatica, capendo che il problema è sì per gli agricoltori ma è anche per il territorio stesso. Voglio ricordare che un turista, se deve fare delle scelte, sicuramente si documenta. Queste specie causano danni ingenti ai raccolti, hanno sottolineato gli agricoltori di CIA e Confagricoltura, che hanno sollecitato le autorità competenti, Regione e Parco Colli Euganei, a risolvere per sempre il problema. Il problema si risolve, si diminuisce, si lenisce solo e esclusivamente con un'attività di controllo che deve essere continuativa nel tempo, ed è importante questa parola, è una parola fondamentale, continuativa, ovvero devono esserci le sinergie di tutti gli attori che lavorano nel territorio. Presenti tra gli altri molti sindaci dei comuni interessati dall'annosa questione e i consiglieri regionali Venturini e Pan. Per Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura, il problema dei cinghiali sta diventando sempre più pressante anche fuori dall'area dei colli, dove gli animali si moltiplicano e si insediano tra le colture della pianura. Serve, ha chiesto, continuare con le catture senza fermarsi mai, nemmeno in inverno.
Questo era il movimento di protesta degli agricoltori per una situazione che davvero è diventata pesantissima. Lupi in altopiano, cinghiali non solo sui Colli sappiamo che anche in Lessinia ci sono grossi problemi, quindi varie ed eventuali da vedere, da verificare. Ormai la stagione sta volgendo al termine, la stagione estiva è già finita, l'annata agricola possiamo dire sta volgendo al termine con la conclusione fra poco più di un mese a novembre, ma è in una fase davvero delicatissima, quella della vendemmia per un comparto che sappiamo essere di primaria importanza per tutto il Veneto. Adesso cambiamo decisamente argomento. Prima di collegarci con i nostri colleghi della redazione di Padova per sentire le ultime novità, vediamo l'attivazione, l'avvio, l'inaugurazione di una sala ibrida, una sala operatoria ibrida di ultima generazione che c'è stata ieri al San Bassiano di Bassano del Grappa. Oggi la sala ibrida ha già iniziato a lavorare. Vediamo com'è andata l'inaugurazione. Una sala operatoria ibrida è una sala chirurgica in cui oltre ai chirurghi c'è anche una parte radiologica, cioè finché i chirurghi operano possono anche controllare radiologicamente il paziente per essere ancora più precisi. Perché vi dico questo? Perché alle mie spalle c'è l'ospedale di Bassano, il San Bassiano, che oggi inaugura la prima sala di questo tipo del Triveneto. Non c'è nessuna struttura pubblica che abbia un'attrezzatura del genere. Noi vi abbiamo già portato nei giorni scorsi in esclusiva all'interno della sala, adesso però oggi è la giornata vera, quella ufficiale, quella del taglio del nastro con il presidente Zaia e le altre autorità. Allora andiamo, vi accompagno, andiamo al secondo piano, ma prima i discorsi delle autorità e poi al secondo piano del San Bassiano. Venite con noi. Questa è la prima sala operatoria ibrida per una struttura pubblica del Nord-Est. In sostanza un'altissima tecnologia che consente di effettuare contemporaneamente interventi chirurgici e esami diagnostici senza spostare il paziente. Le vediamo noi nelle nostre imprese dove siamo abituati ad investire molto per essere efficaci ed efficienti e siamo molto orgogliosi che anche la nostra sanità possa ragionare allo stesso modo. Siamo veramente tanto contenti di aver dato questo contributo. Siamo orgogliosi di aver realizzato, aver collaborato per un intervento in una sala di questa dimensione, di questa tecnologia. Siamo fieri perché nel Triveneto siamo il primo ospedale che ha questa strumentazione e penso che il beneficio cadrà su tutta la collettività. Un gruppo di imprenditori molto organizzato, Helios, oltre 50 soci che hanno contribuito a finanziare questo progetto con la metà del $1,5 milioni necessario. Domani la sala apre la porta ai pazienti. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare, a dire la verità, perché queste settimane sono state un po' di attesa e comunque di preparazione. Adesso bisogna iniziare con la parte pratica. Domani appunto con il dottor Cognilato abbiamo deciso di fare un intervento congiunto. Il primo intervento sarà un intervento di chirurgia vascolare. Domani alle 8 siamo qua. Si inizierà alle 8 per fare il primo intervento di ricostruzione di un aneurisma dell'aorta addominale, quindi si andrà per via percutanea. Ecco dunque lo staff, medici e infermieri, che da domani faranno fare un ulteriore salto di qualità al San Bassiano, attirando sempre più pazienti anche da fuori e, perché no, magari giovani medici. Allora, ieri all'inaugurazione della sala ibrida del San Bassiano di Bassano del Grappa c'era anche il governatore Luca Zaia. Avete sentito questo traguardo è stato raggiunto grazie a una nuova forma di collaborazione fra il pubblico e il privato. Tanto metto io, tanto metti tu. Il risultato è di importantissimo livello per la sanità pubblica, quindi la ricaduta per tutti i cittadini è molto importante. Lo ha sottolineato appunto anche il governatore Luca Zaia. In tutto il Veneto ci sono dei privati che magari in autonomia, singolarmente, danno una mano e vogliono essere presenti nella partita della sanità. Qui va riconosciuto che a Bassano, con questa associazione Helios, sono 55 imprenditori per ora, ma crescerà ancora di più, però vista crescere negli anni, hanno deciso di adottare questo ospedale, insomma, e questo è positivo. Considerate che poi hanno anche accettato una sfida che ho lanciato qualche anno fa di dire quello che mettete voi la regione mette altrettanto, quindi adesso facciamo tutti gli interventi alla pari. Questa è una sala ibrida che viene a costare €1,5 milioni, metà noi e metà Helios. Non c'è solo il San Bassiano, non c'è solo la LUS 7 pedemontana nella cronaca sanitaria, ovviamente positiva di questo periodo, c'è anche l'ospedale di Cittadella. È stato presentato il progetto della nuova piastra De Genze. Vediamo.
6 piani, 250 posti letto in 26.000 metri quadri, una nuova sede operativa integrata con l'ospedale esistente. È stato presentato oggi a Villarina, a Cittadella, il progetto della nuova piastra degenze e delle attività ambulatoriali dell'ospedale. Un'opera finanziata con 47 milioni e mezzo e presentata oggi dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Oltre a questo poi ci sarà la conclusione della piastra per quanto riguarda le emergenze e le urgenze con le nuove terapie intensive e il blocco operatorio. Entriamo in argomento Covid, perché è naturalmente legato a doppio filo con quello sanitario di cui abbiamo parlato finora, perché sono stati diffusi dal ULSS 2 della Marca Trevigiana gli ultimi dati relativi all'andamento dei contagi da coronavirus fra gli studenti. Sono 95 le classi coinvolte, 33 sono in quarantena, 13 delle quali sono materne, 7 fra elementari e medie, altre 62 classi sono in monitoraggio. Il 25% dei positivi in provincia di Treviso ha meno di 12 anni, dice il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. I contagi però sarebbero sotto controllo. Quasi tutti i minori di 12 anni attualmente positivi sono asintomatici, ci fanno sapere dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana, e i genitori sono vaccinati. Parliamo naturalmente di genitori di questi ragazzini coinvolti in questo monitoraggio. Quindi il rischio di contagio, tenendoli in quarantena, è minimo. Non potendo ancora vaccinare i bambini sotto i 12 anni, dice Benazzi, le uniche misure precauzionali restano l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, che, lo sappiamo, non è sempre praticabile, soprattutto una volta terminate le lezioni. Visto che stiamo parlando di Covid, vediamo, prima di andare in pubblicità, quelli che sono i report che ci arrivano dalla Regione del Veneto. Andiamo prima con quello che vi è ritenuto un po' più importante in questo momento, ovvero quello dei contagi, perché sono 376 le nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi. Questi sono dati aggiornatissimi, appena arrivati in redazione. 11.049 quelli che sono i casi attualmente positivi in Veneto, ed è importante perché è in deciso calo questo numero costante ed è importantissimo. Sono 445.681 le persone che si sono negativizzate, sono purtroppo 11.770 quelle che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Adesso noi torniamo in studio perché la seconda parte della tabella la vediamo dopo la pubblicità. Vi ricordiamo infatti che, come tutti i giorni, siamo in diretta fino alle 13.30, quindi ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo, vediamo tutti i dati dell'emergenza coronavirus, i dati delle vaccinazioni e tutte le novità sul Covid di questo momento veramente delicato della gestione dell'emergenza. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13.30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, andiamo avanti col tema dell'emergenza coronavirus e vediamo la seconda parte della tabella che avevamo iniziato a vedere prima della pubblicità, perché dobbiamo andare a vedere la situazione nella sanità, per capire come la sanità sta reggendo l'urto di questa spallata del Covid. Allora, siamo con 243 ricoverati in area non critica, un numero in calo, di cui 203 che sono ancora positivi, 40 che si sono negativizzati. Le terapie intensive stanno respirando perché il numero cala, anche in questo caso calo deciso ma costante, 7 ricoverati che sono negativi, 45 ricoverati ancora positivi, ma ricordiamo che solo qualche giorno fa questo numero era molto più alto. Sono rispettivamente 3 e 3 i bilanci negativi delle due situazioni, quindi 3 in meno in area non critica, 3 in meno in terapia intensiva. Purtroppo c'è da segnalare anche un balzo drammatico in avanti dei decessi, perché sono 9 le persone che hanno perso la vita ieri a causa del coronavirus.
cercheremo di chiedere ai nostri colleghi che incontreranno magari il governatore Zaia o l'assessore Lanzarin di approfondire questo dato davvero fuori scala rispetto a quello che abbiamo visto di recente. Questa era la tabella dell'emergenza coronavirus e dei contagi. Vediamo quella dei vaccini, perché è la famosa manovra a tenaglia: da una parte il calo lento, costante ma deciso dei contagi, dall'altra 17.000 dosi somministrate nella giornata di ieri, un buon numero in media con il periodo, di cui 6.800 prime dosi e quasi 10.000 cicli completati. A questi vanno aggiunti 573 terze dosi, che nella casistica regionale vengono chiamati addizionali o addirittura booster. Noi le chiamiamo terze dosi giusto per capirci. Sono 89% le dosi somministrate rispetto a quelle a disposizione del Veneto, quindi c'è spazio di manovra, c'è spazio per le prenotazioni. Poi andremo a vedere anche il boom di prenotazioni che c'è stato negli ultimi tempi. Vediamo le percentuali. Il 73% dei veneti, 73,4 per l'esattezza, ha almeno una dose. Sono 3,5 milioni le persone che hanno avuto la prima dose. Sono 3.379.000 quelli che hanno il ciclo completo, quindi 69,6. Stiamo per arrivare veramente a una copertura importante. Prima dose e prenotati sono il 73,9%. Il booster, la terza dose, l'hanno avuto lo 0,1 della popolazione totale. Sappiamo che per ora questa terza dose è riservata ai fragili, ai fragilissimi, alle persone che hanno davvero problemi. Si passerà fra poco anche ad altre categorie, altre fasce, quindi momento decisamente importante di questa campagna vaccinale. Poi queste sono le fasce divise per età. Crescono le coperture dai 50 anni in su, restano un po' al palo, anche se finalmente si muove qualcosa, quelle fra i 30 e i 50, e anche i giovani, giovanissimi sono ben coperti. Ultima parte della tabella: disabili e vulnerabili, coperture altissime con l'88,2, 85,5, 83,6, 79,8%. Queste erano le tabelle dell'emergenza coronavirus, per capire dove stiamo andando, che strada stiamo prendendo. La notizia dell'arrivo del Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori comporta un assalto vero e proprio alle farmacie. Federfarma Vicenza dice è un boom assoluto, abbiamo tutte le prenotazioni già piene per ottobre. È un boom assoluto, si parla veramente di decine di tamponi eseguiti quotidianamente e la richiesta sta aumentando per via della scadenza ormai prossima del 15 di ottobre. Boom che l'obbligatorietà di Green Pass per i lavoratori pubblici e privati dal 15 ha fatto sì che le prenotazioni per ottobre siano già full. Un assalto al tampone che da settembre fa registrare nelle farmacie vicentine l'esecuzione di 6.000 test a settimana. E c'è chi, per accaparrarsi la copertura, ne prenota direttamente 3 ogni settimana, cosa che manda in tilt il lavoro ordinario delle singole farmacie. Abbiamo avuto la necessità da ottobre di estendere l'orario di fruizione e di messa a disposizione del servizio, e avendo anche una agenda che si può scaricare online, abbiamo proprio persone che stanno, per via di questa necessità di Green Pass lavorativo dal 15, proprio calendarizzando settimanalmente ogni 2 giorni le scadenze. Comunque si parla di almeno 50-70 tamponi al giorno mediamente. Bocciata dalla categoria l'ipotesi di offrire pacchetti per lavoratori che si devono accollare la spesa di 15 euro a tampone, quindi di 45 euro a settimana. Tra loro chi sceglierà la strada del vaccino e chi continuerà a perseguire questa. Altri che invece andranno incontro scientemente a questa necessità di organizzazione e anche economica e che si stanno proprio attrezzando. Corsa al tampone che risulta essere una necessità sociale.
Il tampone è diventato ormai un'esigenza perché comunque anche presso la popolazione del vaccinato l'entrata in ospedale, l'accesso a concorsi pubblici, il contatto con un positivo e la necessità di confermare la negatività fa sì che questo sia un servizio che debba essere presente ormai sistematicamente dentro la farmacia. E sul tema di queste situazioni legate al Green Pass e ai vaccini è intervenuto anche il presidente Luca Zaia con una breve dichiarazione. Depurando da tutti i nostri pensieri, io rispetto tutti, rispetto chi pensa di essere Novax, chi è Vax, depurando da tutti i pensieri, ma c'è un punto sul quale non si può transigere, che ogni malato Covid in più che abbiamo c'è un'opportunità di cura in meno per gli altri ammalati. Questo è un dato di fatto. E soprattutto ricordiamo i nostri operatori che sono stati gli unici veri eroi che quando magari noi eravamo nei terrazzini e avevamo paura di morire, loro invece erano in prima linea con i malati Covid e nessuno sapeva da che parte iniziare e non sapevano neanche se tornavano a casa la sera. Ecco, questo va ricordato. Quindi nel rispetto di chi lavora e ha lavorato nella sanità e di quello che sono poi gli ammalati che rischiano di perdere opportunità di cura, è bene fare in modo che non aumentino i contagi. Rispetto le idee di tutti, però non posso neanche accettare che qualcuno dica che è banalmente un'influenza, che qualcuno si è inventato sta roba per fare i vaccini, perché questo è inaccettabile. Legato a doppio filo col tema dell'emergenza c'è anche quello delle famiglie, dell'economia. Un risvolto sociale di grande importanza. A Vicenza è stato approntato un piano da €1 milione per andare incontro proprio a queste esigenze. L'onda lunga dell'emergenza Covid colpisce ancora le famiglie più fragili di Vicenza, tra difficoltà a fare la spesa e l'affitto da pagare, per non parlare delle bollette. Anche quest'anno, come già nel 2020, in piena pandemia, l'assessorato ai servizi sociali ha messo a punto un piano che mette sul tavolo oltre €1 milione in aiuti. Abbiamo fatto una scelta importante, che è quella che la maggior parte di questi finiscono proprio per dare un aiuto a quelle famiglie che sono in difficoltà e che rischiano lo sfratto. Il nostro obiettivo è quello appunto di non fare iniziare la procedura e quindi di poter dare un aiuto concreto finanziario a persone che magari è qualche mese che non riescono a pagare l'affitto. Oltre €200.000 vanno a sostegno dell'emergenza sfratti, mentre ben 400.000 sono in aiuto delle famiglie in morosità. A fine luglio i nuclei attenzionati a rischio sfratto dal comune erano più di un'ottantina, di questi una metà ha trovato soluzione. Contributi per gli affitti che solo nel 2020 hanno raggiunto 1.000 famiglie, di queste solo il 10% era conosciuto ai servizi sociali, ma non sono solo gli affitti a preoccupare. Quello che ci preoccupa sono i rincari che abbiamo visto e hanno preavvisato un po' tutti che dovrebbero esserci con l'autunno di luce e gas. Su questo abbiamo predisposto un finanziamento di €250.000 specifico per le famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette. Se a preoccupare l'emergenza abitativa, il fronte alimentare ha visto raggiunte dai buoni spesa solo nel 2020 oltre 5.500 persone, di cui 1.900 minori. Spesa alimentare che viene implementata con altri €100.000 che andranno nel futuro Emporio Solidale del Comune, la cui apertura è prevista entro novembre. Assieme al tema delle famiglie c'è quello delle attività, naturalmente importantissimo anche questo. Ci sono delle attività che stanno soffrendo, che hanno sofferto in modo gravissimo le ricadute dei lockdown, di tutte le nuove normative. Fra queste c'è anche quello del settore del divertimento, cinema e teatri. Abbiamo dimostrato che che siamo attenti e siamo osservanti di qualsiasi procedura, adesso veramente vogliamo l'apertura al 100%, perché, come dire, basta. Lo dice senza mezzi termini il segretario generale della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. Nei giorni decisivi in cui è al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico la possibilità di ampliare il numero degli spettatori per gli spettacoli teatrali. Capienza in sala che punta al 100% con un pubblico che spinge per tornare a pieno regime. Riaperture a metà che, nonostante Green Pass e limitazioni, hanno registrato qui a Vicenza il sold out di tutti gli spettacoli, a testimoniare che la voglia di teatro c'è. Andremo un po' a tappe, per cui passeremo prima dall'80% e poi al 100%, speriamo in tempi brevi, perché abbiamo bisogno non solo di favorire il nostro pubblico ma anche di recuperare economie attraverso la vendita dei biglietti, cosa che in questo momento al 50% comunque arriva, perché il pubblico vuole e viene a teatro, però non è come prima sostanzialmente, quindi ci chiediamo presto di fare questa apertura e di essere totalmente liberi. A questo
appunto con il Green Pass e con tutte le altre procedure per far entrare tutto il pubblico in sala. Cambiamo decisamente argomento, cambiamo decisamente anche zona, passiamo dall'area berica alla laguna, passiamo a Venezia e alle polemiche per l'innalzamento del Mose che si alza solo da 130 centimetri di acqua alta, e ci sono degli appelli da Piazza San Marco. Anche se è ancora in fase di attività sperimentale, dal Mose quest'autunno a San Marco si aspettavano parecchio di più. La notizia è che invece fino al 31 dicembre di quest'anno le paratoie si alzeranno solo con maree superiori ai 130 centimetri non è stata certo salutata con entusiasmo da chi vive e lavora in una delle zone più basse di Venezia, dove ci si inizia ad allagare già con 82 centimetri, quasi mezzo metro prima che si azioni il Mose. Noi speriamo che il Comune, che non credo, non mi sembra si sia ancora espresso, sia ovviamente dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, il tessuto sociale e produttivo di una città che sappiamo essere in difficoltà. Ripiombare nell'incubo delle acque alte e dei costi che queste comportano preoccupa, anche perché ricordiamocelo, la comunicazione all'estero ma anche verso gli italiani di che cos'è l'acqua alta sappiamo non essere sempre stata molto chiara. Da circa una settimana la Basilica di San Marco è circondata dai cantieri per la posa di paratoie di vetro che la dovranno difendere dall'acqua alta. Lavori che però non possono procedere proprio nelle giornate di acqua alta, che tra poco potrebbero essere davvero parecchie. Dall'Acqua Granda del novembre 2019 ai lockdown del 2020, l'area marciana ha subito una crisi commerciale dalla quale fatica ancora a risollevarsi. Purtroppo le chiusure sono continuate, abbiamo per fortuna anche qualche segnale positivo, abbiamo in cantiere 4 negozi che stanno restaurando e che dovrebbero aprire molto velocemente, quindi sì, qualche timido segnale. Certo è che continuare con l'incertezza dal punto di vista imprenditoriale di un'acqua alta che potrà arrivare ed essere particolarmente invasiva non aiuta l'imprenditore. Torniamo a Vicenza per l'arrivo di 4 nuovi magistrati in tribunale. Con l'immissione di 4 nuovi magistrati andiamo a colmare quasi completamente il vuoto di organico che si era venuto a determinare negli anni passati. Permangono ancora dei posti vacanti, però certamente questa è un'immissione molto importante numericamente. Sono loro le 4 nuove forze abilitati da oggi: Francesca Grassi, Davide Ciutto, Ludovico Rossi ed Elisabetta Pezzoli, arrivati al traguardo dopo un percorso fatto di sacrifici e aspettative incognite. Si aspetta di cercare di riuscire a fare bene il proprio lavoro, come un qualsiasi lavoro, ma a maggior ragione visto l'importanza della funzione, perché alla fine è innanzitutto una funzione di servizio. Tanta responsabilità in primo luogo, e poi certamente bisognerà mantenere anche l'equilibrio, che diciamo è la caratteristica che più ci contraddistingue, e anche quella forse più difficile da mantenere e da acquisire con il tempo. E se con loro si colma il vuoto organico dei magistrati, il problema relativo alla carenza di personale amministrativo continua ad essere una piaga irrisolta. Il vero problema ancora in via di soluzione, speriamo, è quello della carenza del personale amministrativo, dove registriamo circa un 30% di posti scoperti. Per quanto riguarda invece l'area magistrati, la scopertura è pressoché ormai superata. Andiamo ora a Padova perché c'è stata la cerimonia della posa della prima pietra per la scuola galileiana. Una posa della prima pietra simbolica per sancire l'inizio lavori che riqualificherà lo storico edificio dell'ex Casa dello Studente Fusinato di via Marzolo. Il prestigioso stabile d'epoca, abbandonato da anni dopo un periodo di occupazione, è pronto a diventare la nuova sede della Scuola Galileiana di Studi Superiori, eccellenza dell'Università di Padova. Un intervento che riconsegna alla città un luogo oggi degradato ma un tempo famoso per chi veniva a studiare a Padova. Un'operazione di rigenerazione urbana per un edificio che sarà completamente sostenibile dal punto di vista energetico. Un'operazione perfetta, l'ha definita il rettore uscente Rosario Rizzuto. In un restauro che è perfetto dal punto di vista della qualità di questo edificio, che è un edificio storico di un secolo fa,
Viene dato spazio alla scuola galileiana, che è la scuola di eccellenza, grande valore di questa università, e poi è interamente finanziato da fondi ministeriali, quindi un'operazione perfetta. Prossimo a lasciare il posto alla nuova rettrice eletta Daniele Mappelli, Rizzuto chiude in bellezza il suo mandato nel giorno in cui ripartono i corsi in presenza all'università con i controlli del Green Pass a studenti e docenti. Rizzuto riceve il sigillo della città ed al via i lavori per vedere realizzata la scuola galileiana, aule, spazi comuni e residenze per gli studenti di questa scuola d'eccellenza che proprio oggi ha ricevuto anche il prestigioso riconoscimento ministeriale. Abbiamo avuto notizia che il Ministro dell'Università ha firmato il decreto che stabilisce i criteri in base ai quali il titolo rilasciato dalle scuole come la scuola galileiana può essere equiparato al titolo di master di secondo livello. Non c'è solo questa riqualificazione, c'è anche quella del famoso grattacielo della tangenziale di Padova. E noi siamo molto contenti perché di fatto è una ferita che si rimargina nella città ed è un grande investimento che recupera dei volumi per insediamenti di tipo direzionale, ma ci sarà anche un ristorante all'ultimo piano con una bellissima vista panoramica e tutto questo si fa recuperando questo spazio senza nuovo consumo di suolo. Dopo 12 anni di stop e una travagliata vicenda giudiziaria, ripartono i lavori per completare e riqualificare l'Honda Palace, il famoso grattacielo che incombe a pochi metri dalla tangenziale di Padova e che per anni è stato un simbolo di degrado edilizio nella zona industriale. L'edificio cambierà completamente volto ed ospiterà uffici, oltre ad un nuovo ristorante panoramico all'ultimo piano. L'intervento è stato reso possibile dopo che un imprenditore padovano ha comprato all'asta giudiziaria l'immobile. La prima cosa che faremo e che hanno già iniziato a fare è la messa in sicurezza dell'immobile, la pulizia generale dell'immobile. Appena è pulito e messo in sicurezza, poi cominceremo. Dopo la pagina dei cantieri e dei lavori apriamo la pagina della cultura perché tornano le grandi mostre a Vicenza. Il Rinascimento, il tempo del cambiamento, dello svilupparsi dell'umanesimo, delle arti. Un'età di rinascita dopo i secoli cupi del Medioevo ed oggi, dopo una pandemia, il lockdown e la crisi, c'è più che mai bisogno di rinascita. Una rinascita che a Vicenza parla di cultura, di una grande mostra proprio dedicata a quei grandi artisti che fecero fiorire l'arte nel mondo. Vicenza vuole proprio ripartire da loro, forte anche di una grande presenza turistica. Il riaperto Palazzo Tiene e lo fa con una grande mostra in Basilica Palladiana, la fabbrica del Rinascimento, processi creativi, mercato, produzione a Vicenza. Partirà a dicembre questa grande mostra sul Rinascimento che prevede un percorso con una terza mostra successiva su cui stiamo già lavorando e siamo convinti che, che grazie alle nuove misure anti-Covid comunque sarà possibile accedere ai musei, quindi questo è importante perché il motore della ripartenza è sicuramente la cultura. Buon viatico anche per l'altra grande ambizione della città, agguantare il titolo di Capitale della Cultura 2024. Vicenza non solo parla di cultura ma fa cultura e quindi è un soggetto culturale importante nel suo insieme. La mostra vuole ricostruire i 30 anni dell'eccezionale vita artistica della città dal 1550 all'inaugurazione del gioiello del Teatro Olimpico nel 1585. Un fil rouge che lega tra loro il genio dell'architettura Andrea Palladio ai pittori Paolo Veronese e Jacopo Bassano al grande scultore Alessandro Vittoria. Una delle novità della mostra è proprio il fatto di riunire le arti e di cercare di ricomporre quel quadro caleidoscopico che è il Rinascimento, in cui scultura, pittura e architettura erano una cosa sola. Per l'occasione tornano in città, dopo secoli, alcuni dei capolavori assoluti della pittura, scultura e architettura del tempo, un'operazione che ha visto coinvolte le diplomazie museali. Sono tutti quadri che arrivano dai grandi musei sulla base della passione che ha suscitato il progetto scientifico. I grandi direttori hanno scommesso con noi su una mostra che ha pochi uguali. Una mostra che vuole essere di richiamo internazionale e che fin da ora ha aperto le prenotazioni. E a Thiene invece si sono sfidate 130 famiglie a colpi di mattoncini colorati. 10 kg di mattoncini colorati e un'ora di tempo per sfoderare la propria fantasia. Ogni tavolo una famiglia e una gara che prevede la realizzazione di un'opera a tema libero e senza istruzioni.
La giuria vota e decreta i finalisti, che si sono cimentati stavolta nella realizzazione di un castello medievale. Questo il format di Family Brick, l'arena di gioco by Nord-Est Brick, che si è svolta il 25 e il 26 settembre a Thiene per una non-stop di gioco dalle 9 alle 20. Alle famiglie creative e vincitrici è andata una scatola dei famosi mattoncini e il diploma di maestro costruttore brick. In tutto 130 le famiglie che si sono cimentate e un pubblico di spettatori di oltre 7.000 persone per guardare le esposizioni, creazioni uniche fatte dagli esperti. Un appuntamento che l'associazione No Profit, dopo il successo di luglio a Piazza dei Signori a Vicenza, ha riproposto con le gare a partecipazione gratuita, nel segno che tutti i bambini debbano avere il diritto di gioco, oltrepassando le barriere sociali, e l'obiettivo di unire i nuclei, oltre all'invito a tenere spenti e lontani i cellulari e le distrazioni per un'ora di gioco insieme. Chiudiamo con lo sport, con le notizie sulla maratona di Padova. Con la 5 km non competitiva si è chiusa la giornata della Padova Marathon. Torna in presenza dopo 2 anni di stop l'evento che da sempre attira migliaia di podisti nella città del Santo. Quest'anno, a causa delle restrizioni, le iscrizioni si sono limitate a 4.500 corridori. 1.500 per la mezza maratona da 21 km, 500 per la 10 km, 2.500 per la stracittadina non competitiva. I padovani sono tornati a correre, anche se non hanno mai smesso. Finalmente dai, direi che è un buon traguardo intanto. Anche essere arrivati alla partenza è un traguardo. Esatto, sì. Anche ricominciare è un traguardo. Ma voi avete corso in questi mesi? Sì, qualcosa abbiamo fatto, però il morale era un po' giù. Adesso si riparte, speriamo definitivamente. A tagliare per primo il traguardo il kenyota Victor Kipkirkir, realizzando un tempo di 59 minuti e 19 secondi, record personale e della gara. Questo rende la mezza maratona padovana la corsa più veloce d'Italia per il 2021 e la quinta nel mondo, sottolineando quindi la caratura della manifestazione. Tra le donne la prima è stata Tusa Rama, con il tempo di 1 ora 9 minuti e 6 secondi. Andiamo con il tennis Bassano, con la nuova stagione. Si alza il sipario sulla nuova stagione del tennis bassano che domenica esordirà nel campionato di Serie A2 a Lecco. Una stagione di ripartenza, di ambizioni e di responsabilità, visto che la società punta tanto sui giovani del comprensorio e sulla loro valorizzazione. Iniziamo domenica questa stagione di Serie A2, giocheremo in trasferta a Lecco. È un girone difficile, ma noi abbiamo una squadra, intanto siamo molto orgogliosi, abbiamo una squadra di tutti i ragazzi del settore giovanile o ragazzi che alleniamo all'interno del Bassano. Non ci sono tante squadre a livello italiano così, quindi già questo è motivo di orgoglio importante. Siamo una delle pochissime squadre in Italia, forse l'unica, dove l'intero comparto della squadra è formato da tutti i giocatori che si allenano qui da noi, cresciuti qui da noi. Bassano se la giocherà con realtà come Firenze, Palermo, Lecce e Monza. Asticella alta, ma le qualità per far bene ci sono. Il presidente e il vicepresidente sono stati miei allievi per parecchi anni, quindi è motivo di soddisfazione ulteriore per questo. Questa società è un po' i vertici, è una delle stati vertici del Veneto con la sua squadra in A2, ma anche con grande movimento tennistico giovanile, visto che conta ben 200 allievi iscritti. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin in regia, vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza questa sera per tutti gli approfondimenti, per tutte le novità di giornata e vi auguriamo un buon pomeriggio.